A Lui acclamiamo con canti di gioia. Adoriamo il Signore, sua è la terra e ogni creatura. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Adoriamo il Signore, sua è la terra e ogni creatura. Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Adoriamo il Signore, sua è la terra e ogni creatura. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Adoriamo il Signore, sua è la terra e ogni creatura. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Adoriamo il Signore, sua è la terra e ogni creatura. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adoriamo il Signore, sua è la terra e ogni creatura. L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova. Fugge l'ansia dai cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un'iride di pace. Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore. Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen. Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti, io ti chiamo, salvami e seguirò i tuoi insegnamenti. Precedo l'aurora e grido aiuto, spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse. Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori, sono lontani dalla tua legge. Ma tu, Signore, sei vicino, tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vicino sei tu, Signore, e vere tutte le tue vie. Mi assista, Signore, la tua sapienza, sia con me nella fatica. Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto. E governi il mondo con santità e giustizia, e pronunzi i giudizi con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli. Perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe estimato un nulla. Con te la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso,
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia che cosa ti è gradito. Essa tutto conosce e tutto comprende. Mi guiderà con prudenza. La fedeltà del Signore rimane per sempre. Lodate il Signore popolo. Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, perché siate irreprensibili e semplici, figli di Dio, immacolati, in mezzo a una generazione perversa e degenera, nella quale dovete splendere come astri nel mondo. Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio. Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio. Mio bene nella terra dei vivi. Sei tu il mio rifugio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Io grido al Signore, sei tu il mio rifugio. Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi tanti profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici. Di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. E dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Illumina, Signore, chi sta nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio Padre ha voluto innalzare Maria, Madre di Cristo, al di sopra di tutte le creature angeliche e terrestri. Fiduciosi nella sua intercessione, preghiamo. Guarda la madre del tuo Figlio e ascoltaci. Ti rendiamo grazie, Padre, immensamente buono, che ci hai dato Maria come madre modello di vita cristiana. Per sua intercessione guidaci sulla via della santità. Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l'hai fatta tua fedele ancella. Per sua intercessione rendici discepoli e servitori del Figlio tuo. Tu che hai dato a Maria il privilegio di essere madre per opera dello Spirito Santo. Per sua intercessione concedi a noi i frutti del tuo Spirito. Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del tuo Figlio e l'hai rallegrata con l'immensa gioia della risurrezione. Per sua intercessione consola le nostre pene e ravviva la nostra speranza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri come anche i nostri debitori. Ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio nostro, principio e sorgente della salvezza, fa che tutta la nostra vita sia una testimonianza del tuo amore, perché possiamo un giorno cantare la tua lode nell'assemblea festosa dei santi.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Nos cum prolepia. Benedicat Virgo Maria. Lodate il Signore, egli è buono, eterna è la sua misericordia. O Padre nostro, guarda la tua Chiesa, che tu raccogli intorno a questo altare. Lodate il Signore, egli è buono, eterna è la sua misericordia. Il tuo perdono rendi a chi ha peccato, e in te, Signore, cerca la salvezza. Lodate il Signore, egli è buono, eterna è la sua misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria
gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Pietà, Cristo, pietà. pietà, Signore, pietà. pietà. Preghiamo. Perdona, o Padre, le colpe dei tuoi figli, e poiché non possiamo salvarci con le nostre opere, interceda per noi la Madre del tuo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro delle Cronache. Dopo la morte di Ioiadà, i comandanti di Giuda andarono a prostrarsi davanti al re, che allora diede loro ascolto. Costoro trascurarono il tempio del Signore, Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. Per questa loro colpa l'ira di Dio fu su Giuda e su Gerusalemme. Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare a Lui. Questi testimoniavano contro di loro, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiadà, che si alzò in mezzo al popolo e disse: Dice Dio, perché trasgredite i comandi del Signore? Per questo non avete successo, poiché avete abbandonato il Signore, anch'Egli vi abbandona. Ma congiurarono contro di lui e per ordine del re lo lapidarono nel cortile del Tempio del Signore. Il re Joas non si ricordò del favore fattogli da Ioiadà, padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che morendo disse: Il Signore veda e ne chieda conto. All'inizio dell'anno successivo salì contro Joas l'esercito degli Aramei. Essi vennero in Giuda e a Gerusalemme, sterminarono fra il popolo tutti i comandanti e inviarono l'intero bottino al re di Damasco. L'esercito degli Aramei era venuto con pochi uomini, ma il Signore mise nelle loro mani un grande esercito perché essi avevano abbandonato il Signore, Dio dei loro padri. Essi fecero giustizia di Joas. Quando furono partiti, lasciandolo gravemente malato, i suoi ministri ordirono una congiura contro di lui, perché aveva versato il sangue del figlio del sacerdote Ioiadà, e lo uccisero nel suo letto. Così egli morì, e lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La bontà del Signore dura in eterno. La bontà del Signore dura in eterno. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. La bontà del Signore dura in eterno. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo. La bontà del Signore dura in eterno. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non seguiranno i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, la bontà del Signore dura in eterno. Punirò con la verga la loro ribellione e con flagelli la loro colpa, ma non annullerò
e il mio amore e alla mia fedeltà non verrò mai meno. La bontà del Signore dura in eterno. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e dispezerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel fuoco, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascuno giorno basta la sua penna. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Non preoccupatevi del domani. Non potete servire Dio e la ricchezza. Per ricchezza non si intende solo quella economica. Ci sono altre forme di prosperità che si raggiungono con mezzi illeciti e che arrecano grandi benefici temporali. Il potere esercitato dalle persone disoneste in qualsiasi ambiente manifesta la ricchezza della superbia. Le parole che Gesù oggi ci presenta sono portatrici di meditazioni su diversi aspetti della vita. Quando dice di non servire la ricchezza, ci vuol condurre su un sentiero luminoso e gioioso, spoglio comunque delle cose effimere, inutili e fuorvianti che presenta il mondo. Cosa resta di concreto e di virtuoso quando si cade in una forma di dipendenza? Anche i pensieri accolti come dogma
sono un idolo e un inganno. Abbagliano l'intelletto dei deboli, sono pensieri che lasciano credere di conoscere tutto, di essere nella verità, anche se cadono molto spesso nelle contraddizioni. La nostra vita è meravigliosa quando serviamo Gesù Cristo ed Egli serve noi in tutte le nostre necessità. Ci ascolta, ci aiuta e ci dona le grazie. Il Signore si comporta con noi come noi facciamo con Lui. Se lo amiamo davvero, ci riempie di doni proporzionatamente al bene che facciamo, alla vita sacramentale che conduciamo, alle virtù praticate, all'amore verso tutti, all'imitazione della sua vita. Senza questa ricerca di Gesù, e se non lo accogliamo sinceramente nella nostra vita, siamo soli con le nostre illusioni, pieni di inganni che formuliamo da noi stessi per l'incapacità di rinnegarci e obbedire a Lui, perché solo nell'obbedienza a Dio c'è la nostra vera realizzazione. Senza Gesù Cristo la vita è piena di preoccupazioni, non tanto di riflessioni su cosa fare bene o cosa indicare ai figli o ad altri familiari. Le preoccupazioni danneggiano anche il corpo umano, ansia e stress non sono nostri alleati e molto spesso sono i troppi impegni ad arrecare danni a cui si deve poi porre rimedio. Una vita sana è possibile quando il cristiano non si crea eccessive preoccupazioni, quando non sono presenti inquietudini e nervosismi che suscitano tormenti e afflizioni. Meditiamo attentamente sulle parole di Gesù. Perciò io vi dico, non preoccupatevi della vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di quello che indosserete. La maturità spirituale è la presenza dei doni dello Spirito Santo. Ognuno di noi li possiede nella misura del suo rinnegamento. Si riesce a stabilire con immediata facilità la verità oggettiva, non per proprie capacità, in quanto è suscitata dalla grazia di Dio. Le parole di Gesù mi fanno ricordare articoli dei quotidiani online sull'esaltazione di un vestito o delle scarpe indossate dagli artisti che partecipano alle classiche manifestazioni sul cinema a Venezia e altrove. I titoli di questi articoli proiettano l'interesse sempre sui vestiti dei partecipanti, evidenziando gesti e atteggiamenti di tale star o di chi indossa un particolare abbigliamento. Che sbandata prende la vita senza Gesù Cristo. Queste passerelle interiore che cercano di riempire anche con l'attimo di celebrità e quei minuti di esaltazione davanti ai fotografi, sommati a tutto il tempo sprecato alla ricerca della popolarità e alla frenesia drogata del consenso di pubblico, destabilizzano tutti loro. Gesù, con molta pacatezza, ci dice: la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Il male non sta nel successo o nelle passerelle con rimbombi di applausi. È la vita senza valori a distruggere e squilibrano anche i più
talentuosi. Questi diventano i modelli di milioni di persone adoranti un uomo o una donna, abili solo nel saper recitare o a gestire con maestria il pallone. Quale deve essere allora la nostra ricerca giornaliera? La volontà di Dio. Lui solo dona la gioia e favorisce i nostri progetti in ogni campo, proprio perché lo seguiamo. Non preoccupatevi dunque del domani, a ciascun giorno basta la sua pena. Buona preghiera a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai. E per quelli che non l'hanno avuto mai. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà, nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai. Rendi forte la mia fede più che mai. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai. Con i miei fratelli incontro a te verrò. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà, nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, o Signore, i doni che ti offriamo e irradia nei nostri cuori la luce del tuo Santo Spirito, perché sull'esempio della Beata Vergine Maria Consolatrice sappiamo meditare e custodire sempre le tue parole. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rivolte al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è ancora più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria Consolatrice, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra,
e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre e con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome perché siano come noi una cosa sola. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della fede e della salvezza, e fa che, venerando la Beata Vergine Maria, con lei siamo resi partecipi del tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. che Dio lo scacci, Supplichevoli te ne scongiuriamo, e tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, Sempre sarà con te. vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso